La curva del coronavirus in Veneto sta calando, ma la discesa non è più vertiginosa come qualche giorno fa. E il governatore Luca Zaia avverte i veneti: non bisogna abbassare la guardia. Come vi siete accorti, abbiamo sicuramente un calo importante dell'infezione, lo si vede anche nella curva dell'infezione. C'è da dire che però da un po' di giorni, diciamo, i numeri sono in calo, ma non un calo così importante. Gli esperti avvertono che la buona stagione potrebbe essere d'aiuto. Siamo in una fase nella quale bisogna assolutamente invocare la massima attenzione e non abbassare la guardia, ma questo lo diciamo sempre. Gli esperti ci dicono che la buona stagione dovrebbe aiutarci per un po' di fattori, primo tra tutti del fatto che c'è più arieggiamento dei locali, perché le temperature sono cambiate, perché comunque ci sono i raggi ultravioletti che, fra virgolette, pesano di più in questa fase, diciamo, primaverile estiva, perché comunque si vive di più all'aperto e questo dovrebbe aiutarci. Non bisogna allentare l'attenzione e soprattutto vanno mantenute tutte le precauzioni del caso. Ma non è, diciamo, il salvacondotto per non portare più la mascherina, per non occuparsi dell'igiene delle mani e in particolar modo per evitare gli assembramenti. La vera preoccupazione sono gli assembramenti.